Cari telespettatori, eccoci arrivati alla parte della finanza, dell'economia e naturalmente il nostro Stefano Azzara qui con noi. Ben ritornato. Buona giornata. Allora, il grande cambiamento, prevedibile o imprevedibile, insomma c'è grande cambiamento. Intanto c'è stato perché gli Stati Uniti hanno decisamente un nuovo presidente. Cosa si profila? E poi abbiamo visto l'annuncio che è stato fatto da questa multinazionale farmaceutica di un vaccino, ha fatto cambiare gli umori decisamente dei mercati, sono trasaliti, sono saltati in aria, più di quel che ci si poteva aspettare. Iniziamo un po' ad analizzare questi due aspetti. Sì, notizie importanti che arrivano da una parte, l'America, insomma. D'altro canto si temevano, cioè erano prevedibili tre verdetti, da una parte una vittoria dell'uno del candidato Trump, dello sfidante Biden, o di una situazione di caos. Sembra che forse riusciamo ad evitare la situazione di caos, nel senso che la vittoria c'è stata, si è profilata più netta di quello che sembrava soltanto dopo il 3 di novembre, con lo spoglio dei voti postali. Chi ha votato prima è stato qualcosa quasi come 100 milioni di elettori, una gran parte di questi voti sono arrivati per posta, quindi lo spoglio ovviamente è arrivato successivamente. Diciamo che i mercati hanno sempre pensato a una sostanziale continuità, almeno nel breve termine. Entrambi i candidati non propongono rivoluzioni rispetto al modello o all'andazzo precedente. Certo, Biden ha un atteggiamento più conciliante e quindi si presume un rientro degli Stati Uniti in ciò che riguarda alcuni giochi, dinamiche internazionali. Sì, in alcune dinamiche soprattutto legate alla tutela ambientale, quindi rientrano negli accordi di Parigi degli Stati Uniti, accordi che erano stati troncati dall'amministrazione Trump, una spinta per ciò che riguarda ovviamente le dinamiche legate alla tutela ambientale. Questa era un po' nelle more da sempre dei democratici, ma ovviamente non c'è una grossa diversità. Poco prima delle elezioni, ricordiamo a ottobre, il Congresso aveva approvato sgravi fiscali con il voto dei democratici per 2.500 miliardi. Quindi incentivi alle aziende promessi da Trump per quasi 4.000 miliardi. Il problema non sarà tanto liquidità a disposizione delle imprese, che non è mai stato un problema per gli Stati Uniti, non è un problema neanche in Europa con le misure. Ricordiamoci che gli americani, Covid ha voluto dire per le imprese americane ricevere aiuti dallo Stato per quasi 2.000 miliardi. I soldi messi in campo dall'Europa sono 750 miliardi e dal Giappone 1.000 miliardi. Quindi sono partiti forte subito, non hanno mai staccato l'acceleratore per ciò che riguarda gli aiuti alle imprese e alle famiglie. Ricordiamoci che da subito sono arrivati in tasca agli americani, da subito i 1.000 e i 1.100 dollari per ogni nucleo familiare, in Giappone addirittura per ogni residente. Noi invece in Europa siamo più lenti, abbiamo seguito strade un po' più tortuose. Il problema non è tanto quello, è capire poi questa montagna di denaro come rientrerà. Però se è mal comune mezzo gaudio. Se siamo tutti indebitati, esatto, a questo punto si fa il debito, bisogna pensare al problema un po' delle economie, dei governi sostanzialmente, dagli anni 80 in poi, è stato quello di risolvere il problema quando questo si è prospettato, cioè lavorare sempre in un'ottica non di pianificazione, che è estremamente complessa in democrazie elettorali, perché molte volte devi scegliere delle cose che non piacciono ai tuoi elettori, ma di scegliere di fare le cose sempre sotto la spinta dell'emergenza, del problema impellente, no? Quindi fai le cose perché sei obbligato a farle. No? Prima di decidere certe posizioni però qualcosa sarà stato interpellato, cioè un fondo di ristoro, un qualche cosa, la possibilità, perché sforare in modo così importante gli Stati Uniti poi hanno anche debiti privati, no? Sì, c'è una cosa, allora fino a prima di Covid per l'Europa il rapporto debito-PIL per ogni singolo partecipante all'Unione era tabù. Oggi questo tabù in poco tempo è sfumato. Quindi è successa anche un'altra cosa che l'Europa secondo me deve sfruttare come una grande opportunità, che la Gran Bretagna si è tolta dai piedi, cioè nel senso l'Europa va meglio senza Inghilterra. Perché? Sembra tutto contrario. Loro non hanno mai voluto entrarci, hanno sempre mantenuto poi anche una loro valuta. Questo radicalizzerà il nucleo storico, no? Che
come dicono un po' tutti gli studi, ma condivido, è quello Francia, Germania, Italia e Spagna, quelli che costituiscono il cuore economico, anche demografico, produttivo dell'Europa. Questo potrebbe rafforzare, escludendo anche i paesi baltici che hanno poco da spartire con il progetto condiviso di un'Europa anche forte, insomma, autonoma. Certo. Questo può ridisegnare certi scenari anche legati alla programmazione. Altro problema che si pone è che, questo è un problema americano ma anche europeo, è il debito non solo degli stati ma anche delle famiglie. Il debito delle famiglie prima di Covid negli Stati Uniti ha superato i 14.150 miliardi, è il livello storico più alto mai raggiunto dal debito privato. Siamo 1.500 miliardi sopra il livello raggiunto prima della crisi finanziaria 2008-2009 e sta aumentando per effetto ovviamente dell'aumento della disoccupazione. Speriamo che il mercato immobiliare tenga in quel paese così non abbiamo incroci pericolosi. Non è una battuta, ma il debito delle famiglie è qualcosa che aumenta anche da noi. Ovviamente Covid ha impattato sui livelli occupazionali in maniera negativa sia oltreoceano che da noi. Le soluzioni prospettate sono state adottate poi dai governi in ordine sparso. Gli Stati Uniti ha scelto la strada del supporto diretto alle famiglie, anche il Giappone, cioè erogo un assegno ogni mese, ogni settimana e nel contempo pago le imprese perché mantengono alti livelli occupazionali. Quindi tanti soldi che escono dalle casse dello Stato in questi paesi, in queste realtà. Ovvio che la Federal, quindi la Banca Centrale Americana, ha un atteggiamento più aggressivo, ma perché può fare molte cose in più della Banca Centrale Europea, fra cui stampare moneta sostanzialmente. Uno degli effetti delle elezioni di Biden in questi giorni, ma in maniera lieve, è un leggero indebolimento del dollaro. Insomma. Perché questo? Allora, com'è possibile che sì, sotto certi profili le cose possono prospettarsi meglio e poi invece il dollaro si indebolisce? Sì, un indebolimento, non so se in natura tecnica o altro, c'è anche un aspetto non indifferente che il Congresso comunque rimane diviso a metà. Cioè per una parte rimane in mano ai democratici e per una parte il Senato è in mano ai repubblicani. Questo fa sì, dicono molti osservatori, che alcune misure, soprattutto di carattere fiscale, che prevedeva un inasprimento delle aliquote per i redditi più alti, non possa passare perché troverebbe ostilità nel voto repubblicano. Ma parlerei di dinamiche interne. È vero che un miglioramento della situazione generale, miglioramento soprattutto nell'approccio della nuova amministrazione rispetto alla Cina, immagino, possa migliorare le relazioni anche a livello commerciale che siano molto raffreddate con l'amministrazione Trump, quindi possa, tra virgolette, il commercio riprendere. Cioè noi siamo un sistema economico basato sulla vendita di prodotti e l'acquisto di prodotti, quindi un sistema commerciale più, tra virgolette, tranquillo, più sereno. Ecco, una maggior serenità raggiunta che si unisce al fatto che la pandemia possa anche a breve termine trovare una soluzione con la diffusione del vaccino, possa migliorare. È per questo che i mercati abbiano festeggiato, con l'annuncio da parte dell'importante azienda farmaceutica americana in partnership con quella tedesca degli ottimi risultati raggiunti dalle sperimentazioni, faccia sì che i mercati hanno previsto un'uscita dall'emergenza sanitaria, almeno dalla fase acuta dell'emergenza sanitaria, a breve termine, insomma. Chiaro, quindi questo migliore i scenari. Migliore da più, insomma, più possibilità di respiro. E invece per quel che riguarda il debito dei privati, un po' si parlava Questo anche... è un tema che si pone. Non so quale può essere la soluzione, ma bisognerà pensare, così come i debiti degli stati dovranno trovare delle soluzioni mutualistiche. No? Non dimentichiamoci che una parte dei recovery fund prevedono che una parte sia debito che vada restituito, una parte sia debito che venga distribuito fra i componenti dell'UE.
bisognerà pensare a una soluzione che è il debito delle famiglie. Infatti, d'altronde uno Stato indebitato recupera i suoi debiti con l'imposizione fiscale, quindi aumentando l'età. Sì, però se le persone non hanno soldi. Bravissimo. Oltretutto non è una scelta che si potrà fare nei prossimi anni, anzi va percorsa la strada inversa, quella di ridurre la pressione fiscale. Allora uno Stato molto indebitato e che voglia ridurre il suo livello di indebitamento e che non possa aumentare l'imposizione fiscale, la strada sono due: la mutualizzazione del suo debito, cioè far pagare mandare parte del suo debito una sorta di grande bad bank europea, e pensare anche alle famiglie, una soluzione analoga alle famiglie. Chiaro. Per le famiglie. Esatto. L'altro tema, cambio di presidente, cambio di situazione, per gli Stati Uniti cosa si profila, come avrebbero reagito i mercati? Beh, i mercati hanno sostanzialmente scommesso su pochi cambiamenti nelle strategie economiche, almeno nel breve termine. Hanno apprezzato un cambio di passo perché Biden significa una scelta che non presenta sorprese, una scelta diciamo che può migliorare lo scenario commerciale a livello mondo. E, probabilmente è piaciuta. Perché cosa dà? Perché loro cercano, i mercati vogliono stabilità, questo prospetto di stabilità. Sì, un uomo di stabilità, un uomo anche che ha grande esperienza, insomma Biden era vice sotto il governo Obama, ma viene da una lunga esperienza anche come senatore, almeno dagli anni 70 in poi. Quindi è un politico di lungo corso. È un politico di lungo corso, una grande conoscenza anche delle problematiche internazionali, quindi può aprire, insomma, è una scelta che è piaciuta ai mercati, ma indipendentemente dal fatto che questa possa avere un riflesso economico tout court, insomma, è una scelta che è piaciuta rispetto a una presidenza, tra virgolette, certa arroganza d'atteggiamenti più che nelle azioni che aveva Trump, insomma. E gli altri paesi, gli altri colossi? Ma, insomma, non ci sono state reazioni ufficiali né da parte per quanto riguarda Xi Jinping della Cina né per quanto riguarda l'Unione Sovietica. L'Europa tutto sommato può riallacciare i rapporti privilegiati che aveva con la presidenza Obama, e quindi per l'Europa può essere ma l'Europa deve sostanzialmente riconquistare e costruirsi uno spazio assolutamente autonomo. Una delle cose che dicono molti è appunto che Brexit non rappresenta una iattura, sostanzialmente ha rappresentato l'uscita di un componente che tutto sommato è di un convitato che ci stava male, no? L'Europa deve trovare un suo baricentro e per la prima volta deve ripensare ad un progetto, non avere una spalla su cui appoggiarsi o un atteggiamento troppo paternalistico degli Stati Uniti può obbligare l'Europa a prendersi veramente, finalmente in prima persona, prendere delle decisioni concrete. Errori in materia economica ne ha fatti colossali negli ultimi mesi. Faccio un esempio molto, molto banale. Come l'Europa oggi procede in ordine sparso a livello economico. Covid, abbiamo bisogno, il governo francese per salvare l'industria dell'auto, quindi Renault mette 8 miliardi, ma entra in partecipazione con Renault e impone a Renault di produrre almeno 1 milione di auto elettriche per il 2025. Poi impone la costruzione, di convertire 2 stabilimenti per la produzione di batterie per auto. Noi finanziamo FCA, che è un ramo italiano di un'azienda non più italiana, con 6 miliardi e 3, e non chiediamo nulla in cambio, senza condizioni. Perché questo? È una domanda a cui non siamo. Poi una società che a fine anno diventerà non più italiana, per la fusione con Peugeot, farà sparire dal nostro paese l'ultima azienda automobilistica, insomma. Quindi noi non abbiamo una capacità di... Queste cose vanno... il fatto che ogni paese si muove in ordine sparso fa capire in buona sostanza A, che manca un progetto di fondo, B, che per quanto riguarda lo sviluppo soprattutto dell'industria, tra virgolette, tradizionale, non c'è alcun progetto condiviso e nessuna capacità di pianificazione a livello europeo. Queste cose devono cambiare se i tuoi
concorrenti sono gli Stati Uniti, sono la Cina, sono l'India, cioè in un mercato... Per i quali si è degli osservati speciali. Allora, cerchiamo di non diventare, tra virgolette, un'area di dismissione anche delle... Da noi sono partiti quasi tutti i progetti più importanti, insomma, noi siamo siamo stati un centro di civiltà fino a ieri. Ecco, il fatto che continuiamo a perderci, a sprecare energia in guerre di cortile, battaglie di cortile, ovviamente non depone a speranze troppo ambiziose per il futuro, insomma. Assolutamente. L'ultima cosa, c'è stato il discorso del vaccino che ha fatto anche questo balzare le borse. Sì, in maniera strabiliante l'annuncio del presidente di Pfizer all'1:15, l'1 ora italiana, insomma, ha fatto schizzare tutte le borse del mondo all'unisono. Non vedevo rialzi così importanti e così all'unisono. Però li abbiamo visti in negativo purtroppo dall'11 settembre, una situazione così, una visione, ovviamente l'annuncio fatto dal Presidente da una delle società più importanti coinvolte nello sviluppo, le dichiarazioni successive di Fauci, il responsabile della task force americana per il Covid, una persona molto autorevole, quindi uno scienziato molto autorevole che ha rimarcato l'efficacia e la straordinarietà del fatto che in tempi così brevi storicamente non si era mai raggiunto un obiettivo così confortante e così valido dal punto di vista scientifico in tempi così brevi. Questo ha dato la stura a tutti gli operatori che poi pensano sostanzialmente che l'emergenza possa essere nella fase più acuta superata nel giro di pochi mesi, insomma. Quindi ha accorciato le aspettative. Certo. Crisi Covid. Perfetto, quindi questo è un aspetto positivo. Sì. Qualora invece ci fossero dei contraccolpi, potrebbe quindi altrettanto impattare negativamente? I mercati si muovono e si sono sempre mossi esclusivamente sulle aspettative. Infatti, quindi ci sono proprio molto umorali. Sì, assolutamente. Qual è la prossima azione che vi aspettate, che potrebbe in qualche modo condizionare questa... Ma l'evoluzione del virus è sempre essendo una pandemia, quindi coinvolge tutti i paesi, è l'osservato speciale, cioè in base al suo andamento si prevedono poi, insomma, si prevedono gli impatti che questo tipo di contingentamento, insomma, il blocco della mobilità, le chiusure delle fabbriche o degli uffici. È vero che abbiamo imparato a lavorare a distanza, a comprare e vendere a distanza, ma è molto vero che molte attività, soprattutto nel produttivo e nell'industria, non possono essere svolte in smart working. Insomma, cioè, ti voglio una siderurgica non può essere gestita in smart working, ma nemmeno l'industria meccanica, quindi nemmeno le industrie agricole, cioè tutto quello che ha un impatto diretto sulle previsioni legate al Covid impattano ovviamente sui mercati, sulle previsioni di vendita, sulle previsioni di consumo, sulle spese che devono sostenere i governi per sostenere le attività produttive, quindi tutto molto legato a questo. Ma quindi, domanda tecnica che ci pongono anche i nostri telespettatori, in questo momento particolare investire dove, come? Ma diciamo che poi i mercati hanno dimostrato che tutto quello che è stato fortemente penalizzato da marzo in poi recupera in maniera anche molto veloce. Nessun operatore riesce a indovinare il momento giusto, nessuno ha la sfera di cristallo. Per cui chi ha di volta in volta ha messo dei semini un po' dappertutto, ovviamente ha portato a casa dei buoni frutti. La diversificazione è una cosa Resta la diversificazione. È un principio assoluto, insomma, e soprattutto non temere, siamo in un contesto in cui i mercati sono qualcosa di diverso rispetto a 10, anche 15, anche 20 anni fa, oggi si può investire in tutto il mondo, insomma, con assoluta trasparenza. Insomma. Stefano Zara, grazie mille di aver fatto questo quadro in un momento, sempre in momenti particolari anche di transito, grazie della consulenza, a voi telespettatori grazie di averci seguito, poi come sempre voi iscriveteci, noi ci vediamo domani, grazie. Arrivederci.